Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, Welfare in tempi di pandemia, l'esperienza della cooperativa Il Piccolo Principe. Buone pratiche, slow care. Salviamo la pesca, la mobilitazione del mondo della cooperazione a sostegno dei pescatori. Confcooperative e Istituto Volta collaborano per far crescere giovani imprenditori. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. Nell'area della cooperativa Il Piccolo Principe di Casarsa sono compresi servizi per i minori e per i giovani. Sono servizi storici, nel senso che siamo partiti con questi servizi già nel 1988, anno di costituzione della cooperativa. Sono servizi rivolti sia a minori con disagio, con difficoltà e alle loro famiglie, ma anche per promuovere il benessere, lo stare bene insieme, quindi con centri ricreativi, eccetera. Nel 2020, in tempo di pandemia, ci siamo subito attivati per fare in modo di dare continuità a questi servizi, pensando proprio ai bambini, ai ragazzi per cui facevamo i servizi, altrimenti sarebbero stati veramente abbandonati a se stessi. Nel doposcuola, nel giro di 15 giorni, abbiamo subito attivato il supporto scolastico a distanza. E grazie alla collaborazione storica che abbiamo qui a Casarsa con le scuole, con i servizi sociali e con l'amministrazione comunale, quindi cercando di trovare gli strumenti necessari per essere seguiti a casa, quindi PC, tablet, ma semplicemente anche con le telefonate. Il fatto di avere operatori poi locali ci ha permesso anche di incontrare quando era possibile per consegnare magari materiale cartaceo con tutte le modalità e tutte le precauzioni necessarie. Lo stesso ci siamo in qualche modo battuti per attivare i centri estivi, perché anche se c'erano regole, norme, ordinanze, prescrizioni, si potevano fare queste cose, per cui veramente ci siamo spesi, è stato necessario molto tempo, molto impegno e tante ore, però era possibile anche in questa situazione un po' difficile e nuova per tutti poter dare delle risposte ai bisogni dei bambini, dei giovani e delle loro famiglie. Per cui ci sentiamo veramente un po' orgogliosi, insomma, di aver fatto questo servizio, e anche la soddisfazione, la risposta è stata la soddisfazione di questi ragazzi, la partecipazione che, anche se un po' calata per i costi, per le paure che c'erano, però ci hanno permesso di dare continuità a quello che abbiamo sempre fatto, quindi in qualche modo, al di là delle paure iniziali, la vita è andata avanti, il lavoro per noi è andato avanti. Certo ci ha impegnato molto di più, ma almeno le risposte e i bisogni sono stati soddisfatti. Con lo slogan Salviamo la pesca, tutte le centrali cooperative riunite nell'Alleanza delle Cooperative Italiane hanno indetto lo stato di agitazione della categoria della pesca e si sono mobilitate in queste settimane per attirare l'attenzione sulle decisioni della Commissione europea, che rischiano di far chiudere le imprese della pesca nel Mediterraneo. La continua riduzione delle giornate di attività in mare e l'attacco al sistema della pesca a strascico, che nel Mediterraneo è oggi svolto da imbarcazioni di piccole dimensioni con modalità del tutto differenti e meno dannose dello strascico svolto in alto mare nel nord Europa, mettono infatti a rischio la sopravvivenza delle imprese della pesca. Le cooperative di pescatori, sottolinea l'Alleanza delle Cooperative, sono sempre in trincea nel rispetto dell'ecosistema e nei progetti di pulizia del mare, da rifiuti e plastiche, nonché nei progetti di preservazione della biodiversità dell'ambiente marino.
studenti delle classi terza indirizzo sportivo dell'Istituto Volta di Udine hanno costituito l'impresa simulata 1000 modi di, un innovativo progetto di simulazione d'impresa con il quale i giovani allievi del Volta hanno immaginato di recuperare e gestire un'area dismessa della città di Udine per farne un centro ricreativo per i giovani. Un percorso durante il quale si sono cimentati nella predisposizione di un business plan e uno statuto che simulavano in tutto e per tutti quelli di una vera e propria impresa. Il progetto è il risultato della collaborazione del corpo docente dell'Istituto Volta con l'area educazione cooperativa di Confcooperative FVG. La collaborazione con l'Istituto Volta e il suo dirigente, Cristian Rizzi, si è rivelata estremamente positiva, commenta Paola Benini, presidente di Confcooperative Udine. E l'impegno per la promozione dell'avvicinamento dei giovani al mondo dell'impresa è un momento fondamentale per tutto il settore cooperativo. Coinvolta nel progetto anche la classe terza dell'indirizzo aeronautico. In questo caso gli studenti hanno immaginato di acquistare un aereo da turismo a uso dei soci per effettuare piccoli spostamenti. L'interessante progetto è stato finanziato dalla Regione attraverso il bando Iniziative in ambito culturale a favore dei giovani. All'interno del progetto sperimentarsi giovani imprenditori culturali. Attraverso la partecipazione nelle attività delle cooperative culturali e l'incontro con le associazioni del luogo, con questo progetto ragazze e ragazzi dai 16 ai 19 anni viaggiano alla scoperta delle loro potenzialità, delle risorse culturali legate al territorio per agire nella creazione e promozione di iniziative ed eventi nel poliedrico settore culturale. Sperimentarsi giovani imprenditori culturali è un percorso per mettersi alla prova in situazioni reali con i propri pari e guidati dai professionisti della cultura, per creare sinergia, co-creare i valori di identità culturale del territorio e metterli in rete tra loro. A volte un camice bianco, una divisa può spaventare. Certi nostri utenti possono essere veramente molto spaventati di fronte a personale medico. L'incontro con questi giovani della Croce Rossa ci sta aiutando a familiarizzare proprio con queste divise. I ragazzi della Croce Rossa ci hanno aiutato a definire 5 incontri che tratteranno diversi temi in base a quelle che sono le nostre esigenze e le loro proposte. Dal primo giorno abbiamo cominciato a parlare del corpo umano, di come siamo fatti, per individuare quelle che sono le parti del nostro corpo, quindi il cuore, i polmoni, lo stomaco, attraverso giochi e animazione, per poi passare anche alla conoscenza degli strumenti medici, quindi come misurare la pressione, fare le punture. Probabilmente in qualsiasi periodo storico questo tipo di attività poteva essere utile, ma sicuramente in questo momento di pandemia è risultato molto efficace poter avvicinare i nostri utenti del Piccolo Principe a questo tipo di interventi, un vaccino, un tampone, cose che fanno veramente paura, insegnate e provate in maniera giocosa, diventano forse anche meno emotivamente difficili. Ringraziamo davvero tanto i giovani della Croce Rossa di Casarsa che hanno proposto questa iniziativa e speriamo di continuare anche in futuro con loro. Slow care per noi in cooperativa significa affrontare il tempo con i nostri ospiti in maniera produttiva e sicuramente innovativa. La pandemia ci ha permesso di affrontare questa tematica perché necessariamente abbiamo dovuto inventare un modo per stare con loro, con i nostri ospiti, senza intromissioni dall'esterno. Le attività sono state sospese, quindi noi abbiamo dovuto utilizzare le nostre risorse interne e dare potenziale a ciò che potevamo fare. Quindi l'anziano che è generalmente autosufficiente, che si rivolge alle nostre strutture, alle nostre case famiglia, è un anziano che ha bisogno di una cura, un anziano che ha bisogno di assistenza, non in senso stretto, ma assistenza anche emotiva.
Lo slow care l'abbiamo inteso in questo senso, cioè dare un certo valore al tempo che noi avevamo a disposizione con gli ospiti. Quindi ascoltare i loro desideri e metterli in pratica insieme a loro. Salve a tutti, la pandemia pare avere spazzato via molti valori importanti di cui si parlava fino a un po' di tempo fa, fra cui forse la mutualità che lega molto la cooperazione al suo lavoro sul territorio. Ne parliamo oggi col professor Paolo Ermano dell'Università di Udine. Professore Ermano, come impatterà economicamente il Covid-19, la pandemia e le sue conseguenze sul medio-lungo termine sulle imprese e i nostri sistemi economici? Beh, sicuramente l'impressione che abbiamo adesso è che questa epidemia, che ha avuto un grandissimo impatto a livello economico, sta producendo degli effetti abbastanza duri. C'è la questione che non è facile prevedere quali saranno gli impatti di medio-lungo periodo, perché adesso c'è un livello di incertezza molto elevato e quindi può darsi che le misure che abbiamo messo in campo a livello locale, a livello nazionale, a livello europeo, a livello mondo si dimostrino molto più efficaci di quanto ci immaginiamo o ancora meno efficaci di quanto ci immaginiamo. Quindi è un po' difficile immaginarsi qual è la previsione di lungo tempo. Inoltre, ed è questo anche l'elemento interessante, la risposta alla sua domanda non potrà essere molto economica, perché finché non avremo cure o vaccini adeguati sarà proprio difficile fare una previsione. Se c'è qualche lezione che dobbiamo prendere da questa pandemia sul piano delle politiche economiche e aziendali, quali sono principalmente, stando alle attuali nostre situazioni? La prima è che, diciamo, nei momenti di pace, di calma, di tranquillità bisognerebbe fare un po' meglio i compiti in casa. Colpisce come tante aziende dopo appena un mese di chiusura siano a corto di liquidità, siano a corto di mezzi, e questo probabilmente anche perché erano poco patrimonializzate o comunque avevano un sistema che non era capace di dargli quelle strutture un po' solide da sopportare un periodo che tutto sommato non è neanche molto lungo di chiusura e di blocco. Questo in altri paesi non è avvenuto. Questo anche perché in Italia abbiamo un numero per esempio di liberi professionisti quasi doppi rispetto per esempio alla Germania, piuttosto che abbiamo aziende molto piccole, ed è molto più difficile che le aziende piccole abbiano spalle solide per situazioni del genere. Ecco, allora dal punto di vista economico, se c'è qualcosa che potremmo imparare è bisogna iniziare ad aggregare aziende, farle crescere di dimensione, perché questo le rende più resistenti di fronte alle tempeste che possono originarsi. Appunto, una lezione è questa, ma altre lezioni che possiamo apprendere da questa crisi, anche un po' lunga sotto un certo aspetto, ecco, quale spazio possono avere o possono aprirsi per delle forme di impresa come la cooperativa basate su principi mutualistici e non orientati esclusivamente al profitto? Questa è una bella domanda, anche perché se c'è una cosa che segna questa situazione è il ruolo dello Stato, cioè il ruolo di quel soggetto che riesce a mutualizzare vizi e virtù del sistema, e così anche aziende che riescano ad aggregarsi, a trovare forme di mutuo soccorso, di mutuo aiuto per poter superare le situazioni un po' più problematiche, probabilmente saranno molto più solide in futuro. In generale quello che stiamo osservando e che speriamo semini bene rispetto al futuro è un rinnovato senso della comunità e della solidarietà fra persone. Banalmente, se non rispettiamo 4 regole sanitarie non usciamo da questa condizione. Se questo poi si tradurrà anche a livello economico in un modo diverso di fare impresa, sicuramente per il mondo cooperativo ci sarà molto più spazio di prima. Finora il profitto ha governato e quello che si dice il neoliberismo ci ha consegnato una società pre-pandemica di un certo tipo. Sarà così anche dopo, secondo lei? È difficile, la mela non cade molto lontana dall'albero, per cui non possiamo aspettarci che domani il mondo cambi di colpo. Bisogna adesso mettere in piedi delle azioni che possano riorientare un po' il sistema. Se perseguiamo queste azioni, probabilmente nell'arco di qualche lustro potremmo osservare un mondo diverso, ma come questo sistema economico in cui il libero mercato ha un ruolo molto preponderante si è realizzato nell'arco di decine di anni, così non possiamo aspettarci che dall'oggi al domani tutto cambi. L'importante sarebbe sfruttare questo momento di attesa, usiamo questo termine, per ripensare alcuni principi, alcuni punti saldi su cui ne abbiamo costruito la nostra società in passato, rivederli insieme, in maniera comunitaria, collettiva, per definire poi il domani. Diciamo 2 di questi punti saldi.
Due di questi punti saldi, il primo è il patto sociale relativo alla gestione della cosa pubblica. Non è più accettabile avere un fisco così complesso, come non è più accettabile avere evasori fiscali. Non è più accettabile probabilmente anche permettere alle aziende di muoversi, soprattutto quelle molto grandi, in giro per il mondo a scovare quei paesi con la tassazione più bassa, perché quando c'è un momento di crisi la sanità viene pagata dalle tasse, dalla collettività. Questo sicuramente è il primo. E il secondo, superare un po' quello che è un individualismo italiano che si è sviluppato soprattutto negli ultimi 30-40 anni e capire che facendo un po' più di rete, sapendo che il termine è stato anche forse un po' abusato negli ultimi anni, però insomma trovare modi per cui ognuno ceda un po' del proprio piccolo orticello per una prospettiva un po' più di ampio respiro, sicuramente sarebbe un grande passo avanti. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. Abbiamo avuto dei danni anche con le abbondanti nevicate di dicembre 2020, perché diciamo che la società ha circa 80 km di linea da gestire e viene gestita da un'altitudine di 900 metri dove c'è il paese fino a 2000 metri dove ci sono gli impianti di risalita del Varmost. E in effetti con la nevicata di dicembre abbiamo avuto 3 tralicci che si sono piegati con un grosso danno e adesso per il momento abbiamo fatto dei bypass e adesso appena andrà via la neve vedremo come dovremo operare anche in quel caso lì. Però diciamo che l'interramento delle linee è una delle nostre idee perché più riusciamo ad interrare e meno problemi avremo nel futuro. Per quanto riguarda le tariffe, la cooperativa fa delle tariffe che sono veramente allettanti, avendo quasi tutti i capifamiglia di Forni di Sopra soci della nostra società cooperativa idroelettrica hanno delle bollette che sono un attimino inferiori a quello che è la normalità. Inoltre, ad ogni bilancio, ad ogni fine anno, il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea i ristorni. Quindi sui nostri utili, una parte degli utili vengono restituiti ai soci, diciamo, andando a diminuire quelle che sono le bollette successive. La società cooperativa idroelettrica ha dei buonissimi rapporti con le amministrazioni comunali, sia di Forni di Sopra che di Forni di Sotto. Noi in questo momento stiamo gestendo per entrambi i comuni sia l'illuminazione pubblica, sia gli impianti a biomassa, sia i fotovoltaici che anche nel comune limitrofo sono abbastanza importanti. La società cooperativa idroelettrica di Forni di Sopra nasce nel 1925, anche se ci sono dei documenti di archivio che fanno iniziare l'attività nell'anno 1910, quando cercano di costruire una centrale idroelettrica per dare servizi alle aziende che in quel momento stanno nascendo in paese.
La società cooperativa idroelettrica è una società molto piccola, ha 3 dipendenti impiegati e 3 operai. Abbiamo più o meno un 500 soci che sono praticamente tutti capifamiglia di Forni di Sopra. La centrale idroelettrica nasce nel 1948, comincia a produrre energia per tutto Forni di Sopra, però nel 1966, causa l'alluvione, viene distrutta. Il paese si mette tutto assieme, cerca di dare una mano sia all'amministrazione ma anche a tutti i privati, e nel 1968 viene completamente ricostruita. Diciamo che noi 50 anni dopo, nel 2018, abbiamo acquistato la nuova sede e abbiamo fatto l'inaugurazione proprio lo stesso giorno. Negli anni 2018, con l'arrivo della tempesta Vaia, abbiamo avuto grosse difficoltà, infatti molte linee sono state buttate a terra completamente. Questo però da una parte ci ha anche aiutato nel pensare che bisognava cominciare ad interrare queste linee, per cui abbiamo fatto degli interramenti anche con grosso impegno da parte della società, però siamo riusciti a fare queste operazioni qui. A seguito di quello che ci produceva la centrale, volevamo comunque o dovevamo comunque ampliare la nostra produzione di energia e non avendo molte acque a disposizione si è pensato di costruire degli impianti fotovoltaici. Infatti abbiamo 2 lotti di fotovoltaico da 200 kW l'uno e diciamo che la produzione annuale della idroelettrica è, mediante questa centrale, di 1,5 milioni medio di kilowatt all'anno e altri 500.000 kW prodotti dall'impianto fotovoltaico.